L'acqua, il legno, le antiche professioni, per raccontare un'altra Padova, quella più sconosciuta, quella che si incontra navigando i suoi canali interni. E il paesaggio che si scopre è mozzafiato, un silenzio surreale, i rumori lontani della città, una città che sembra ritornare al passato. Si scopre che il sistema di canali forma un anello, forse la prima vera tangenziale che collegava Padova, una tangenziale di acqua che tocca i punti strategici. Oltre a un punto naturalistico, anche un punto importante sotto il profilo storico, perché tanti sono i monumenti che si attraversano passando le vie d'acqua. Anzitutto, lo possiamo vedere alle mie spalle, le mura. Quindi le mura, il sistema di ponti, le porte e quindi le acque possono essere sempre più un vettore turistico. Il giro in barca insieme all'assessore Michalizzi e membri della scuola padovana di Voga la Veneta, che in occasione dei 10 anni dalla sua fondazione ha iniziato la costruzione da zero e in totale autonomia di una nuova imbarcazione, un modello di sandalo lagunare a 4 remi che vi mostriamo in anteprima. I fondatori della scuola padovana si stanno facendo aiutare da uno degli ultimi maestri d'ascia veneziani. È fatto tutto a mano. Praticamente la barca nasce, si fa nascere questo sotto che si chiama cantiere, e dal cantiere si mette questa che si chiama passera, e dopo vengono aggiunti sopra tutti i pezzi. L'associazione in passato ha recuperato e restaurato anche un'altra imbarcazione storica che oggi accompagna padovani e turisti lungo il tracciato dei canali interni. Non si può tralasciare il discorso del recupero che è avvenuto tra il 2013 e il 2015 di una caorlina. L'acqua può diventare occasione per potenziare il turismo in città, che sta progressivamente crescendo. In questi ultimi anni il Comune ha avviato un piano di ristrutturazione di 1/3 della cinta muraria, che include la manutenzione degli argini e delle vie d'acqua, uno dei primi passi nell'area dell'ex Boschetti, che diventerà presto un parco. Verrà organizzato un camminamento ciclopedonale e un fronte di attracco lungo circa 200 metri. Se pensiamo che siamo sotto la Cappella degli Scrovegni, può diventare un punto turistico di grande interesse, sfruttando il vettore dell'acqua.